Beh, Daniele Palombi sa che è un perno imprescindibile per la nostra squadra. Ha trovato dei bellissimi gol in questa stagione, l'ultimo l'avete visto tutti quanti, un gol di una bellezza strepitosa. Sono corso ad abbracciarlo perché appena ho visto partire subito la traiettoria del pallone ho detto va sotto il 7, così è stato. Non è fortuna, quella è bravura veramente, è un fuori classe. Poi considerato come centrocampista 19 gol, penso che raramente l'abbiamo visto in Lega un centrocampisti del genere. Poi è eclettico, può fare sia il regista basso, intermedio, può fare anche la punta molto bene. È un giocatore che ha tutta la mia stima, al quale voglio un bene che ci lega fuori anche fuori dal campo. Detto questo, voglio fare i complimenti al Garra, ma i complimenti più grandi a tutti i miei ragazzi, quelli che sono stati con noi contro la Lazio, che hanno sofferto con noi in panchina tutti quanti dal primo all'ultimo, e tutti i ragazzi che sono venuti con noi, col Garra, che hanno giocato, e una menzione speciale a Schippa, che è il nostro secondo portiere, che ha fatto delle parate importanti.